Buonasera, buonasera a tutti, che bello ritrovarsi, bentrovati e benvenuti ai tanti che raggiungono Florinas, questo luogo ideale per raccontare il Festival del Folklore. È arrivato alla 35esima edizione, il folklore internazionale, questa bella opportunità di entrare in qualche modo nella cultura popolare dei luoghi distanti da questo piccolo centro che ormai ha consolidato questa relazione con la cultura popolare del mondo. E questo rinnovato anfiteatro, quindi complimenti anche alla comunità e all'amministrazione, che è sempre più bello questo spazio che ormai da tanti anni frequentiamo con questa formula di incontrare i luoghi del mondo. È un'esigenza che è nata, come abbiamo detto, tanti anni fa, 35 anni fa, solo 3 anni dopo la costituzione dell'Associazione Culturale e Folclorica Figulinas, perché ha subito sentito evidentemente l'esigenza di confrontarsi con le altre realtà della nostra isola, ma soprattutto con le varie opportunità di conoscenza del mondo, ed ecco che ha organizzato questo festival. Insomma, da tanti anni abbiamo l'opportunità di raccontarvelo. Sono molto felice perché intanto incontro il pubblico di Florinas. Io ho presentato la prima edizione, quindi ormai faccio parte un po' anch'io dell'arredamento di questo festival, ma mi fa piacere moltissimo incontrare i miei telespettatori di Telesardegna che in diretta stanno seguendo questo appuntamento per lo speciale Armonias in viaggio. Quindi oggi avremo una finestra aperta in tutta la nostra regione e perché no anche nel mondo, visto che Telesardegna ha anche un sito internet dove si può vedere e seguire la diretta. Quindi mi auguro che almeno i nostri ospiti, le varie nazioni, siano tutte collegate per seguire questo appuntamento che vi anticipo con le rappresentanze dei vari gruppi, delle associazioni, soltanto con una coppia, giusto per farvi capire quale sarà l'importanza di questo festival, che vedrà presenti 5 nazioni ma anche 5 associazioni della nostra isola, e non manca naturalmente un appuntamento col canto a tenore, ma vedremo tutto quanto insieme, perché io sono molto felice nell'augurare buon lavoro a tutta la squadra tecnica, audio, luci, video, di cominciare con la presentazione ufficiale, quindi anche con gli inni nazionali, partendo dal nostro inno, che è diventato ufficialmente inno della Sardegna, Sinnu de Subatrotto Sardo a Sosfeudatarios, che in questo caso è anche una versione fatta in casa con Giuseppe Cubeddu, con Salvatore Lisai e la voce di Sandro Chessa. E con questo inno io voglio avere qui la coppia del gruppo Figulinas di Florinas, facciamoli accomodare, e poi ancora Dorgali con l'associazione Tiscali, Fonni, il gruppo Vratallos, i tenore su Connottu di Fonni e il gruppo Olbiese di Olbia, ed ecco l'inno dei Subatrotto Sardo. Che meraviglia. Allora, vi chiedo, andate un po' più avanti, perché altrimenti non ci stiamo tutti, perché siamo veramente tanti in questa 35esima edizione. E allora cominciamo dalla nostra isola. Intanto vorrei consegnare ricordi, ma lo facciamo magari tutti quanti insieme. Però andiamo subito in giro per il mondo, andiamo anche in una nazione piuttosto distante, ma che ha una bella relazione con l'Europa, con i suoi balli. Quindi andiamo con l'associazione Oscar Iris, cioè con il Brasile.
E facciamo un bel applauso di benvenuto ai nostri ospiti del Brasile. Accomodatevi pure, ragazzi, da questa parte. Era l'accenno dell'inno nazionale per ospitare poi un'altra associazione, anzi un'accademia di danza che prende il nome dal suo fondatore Francisco de León. Sto parlando di Panama. L'Accademia di Danza Francesco de León, dalla città che non nome per Panama. E adesso andiamo in un altro luogo suggestivo, affascinante, pieno di ritmi di grande energia. Questo è il continente africano e in particolare andiamo nella nazione di Botswana con l'associazione Nwao Le Chao, Botswana. Botswana, vedrete quanto sarà interessante incontrare questa associazione. Grazie ragazzi, accomodatevi pure da quella parte e adesso andiamo in un altro luogo dove le danze esprimono energia e al contempo anche grande eleganza. È un'associazione che si chiama Ararat Folk Dance Ensemble, sto parlando della nazione della Armenia. Siamo molto felici di avere ospiti anche l'Armenia qui a Florinas e adesso la quinta nazione, completiamo questo nostro quadro meraviglioso, insomma, di attraversamenti vari nei diversi continenti. Andiamo in Venezuela col ballet Scorpio di Portuguesa. Venezuela. Beh, vi assicuro che l'organizzazione, come dire, si è mossa in tempo, abbiamo lavorato tanto, ospitare tanti gruppi, presentare 10 come dire, associazioni è veramente come dire, estremamente impegnativo, ma caratterizza anche l'importanza del Figolinas Festival, questa rassegna dedicata allo storico Lorenzo Manconi, e segna anche in particolare questa tappa del 35esimo anniversario che abbiamo voluto segnare anche con questa importanza e con questa grande partecipazione. Vogliamo consegnare anche un dono a ciascuno insieme all'applauso del pubblico, si scambieranno i doni, ma io per aprire ufficialmente questa
35esima edizione. Vorrei avere insomma l'ufficialità la rappresentanza della comunità di Florinas che ha, vi assicuro, fatto proprio questo appuntamento, è entrato davvero insomma nelle corde di ciascuno degli abitanti di questa località, che però per questa giornata si apre al visitatore, e infatti questo anfiteatro meraviglioso è stracolmo di pubblico e questo ci fa estremamente piacere. E quindi insomma apriamo ufficialmente con il saluto del sindaco Enrico Lobino. Caro Enrico, che bello ritrovarci insomma in questa occasione, tu che hai fatto tanti anni parte dell'associazione, adesso da amministratore, insomma è un'altra bella responsabilità, ma al contempo anche una straordinaria gratificazione e un grande piacere avere tutti questi popoli ospiti qui nella vostra comunità. Assolutamente sì. Buonasera a tutti. Innanzitutto non voglio togliere tempo allo spettacolo, perché lo spettacolo siete voi tutti, vi voglio fare un applauso grande, fatevelo voi. Grazie, grazie come sempre. Sì, avere i gruppi, a parte tutto il lavoro che c'è dietro, però è una bella soddisfazione, perché il festival ha dato realmente l'internazionalità al paese, ci hanno conosciuto, ci conoscono nel mondo anche grazie a questo festival. L'anno scorso avevamo l'Ucraina, io volevo fare una piccola parentesi, poi c'è una sorpresa anche per te. L'anno scorso avevamo l'Ucraina e il festival non ha portato benissimo. Quest'anno abbiamo voluto l'Armenia, però pochi giorni fa l'Armenia ha fatto un trattato di pace dopo 10 anni, una guerra decennale con l'Azerbaigian. Quindi un applauso anche all'Armenia. Forse gli ha portato fortuna il festival, non lo so, però... Sì, sono in fascia, Ottavio, perché c'è una sorpresa per te. Non l'ho mai fatto con la fascia. Infatti ho visto insomma c'è la fascia tricolore, però aspetta, mettili intanto la fascia tricolore. Io vorrei consegnarti, vieni così chiamiamo anche il presidente, vorrei consegnarti il ricordo di questa edizione, che tra l'altro è incorniciato in sughero, quindi insomma questo è per l'edizione numero 35. Poi Sandro, tu non scappare, perché anche tu mi dovrai fare un saluto di aperture, insomma, non solo al pubblico di Florinas. Chiamo i consiglieri e gli assessori comunali sul palco un attimo. Va bene. Abbiamo una sorpresa per te. Tu hai detto che per 35 anni hai fatto parte dell'arredo. No, nel senso che parte adesso è parte della comunità. Sì. Perché ti consegniamo la cittadinanza onoraria di Florinas. Scusate, io sono molto felice, ma non mi aspettavo questo, e io sono veramente grato a tutta la comunità di Florinas, che per me è la mia famiglia, perché insomma da 35 anni sono arrivato qui e ho fatto, come dire, ho costruito un rapporto sentimentale, di amicizia, di collaborazione, e adesso insomma oggi far parte davvero della comunità per me è una grande emozione, credetemi, io sono veramente molto felice. Vi ringrazio molto. Allora, è stata concessa la cittadinanza onoraria di questo comune con la seguente motivazione: nel corso della sua lunga carriera si è distinto e ha portato un contributo significativo nel promuovere, studiare e diffondere le tradizioni popolari della nostra amata Sardegna. In questi 35 anni, dove ha condotto, presentato e diretto il Figulinas Festival, ha stretto un legame fortissimo con la comunità florinese ed ha riconosciuto l'importanza immateriale delle tradizioni popolari del nostro territorio, esaltandone gli aspetti peculiari del canto, delle danze e del vestiario. Ha incentivato iniziative volte alla tutela e alla diffusione delle usanze, delle danze e della musica, espressione della nostra comunità. Florinas, 13 agosto, il sindaco Enrico Lobino. Io veramente sono molto grato, credetemi, sono completamente sudato perché non mi aspettavo di questo. Grazie, io sono molto felice e orgoglioso, e questa è veramente una grande sorpresa. Grazie.
Grazie. Grazie a tutti i consiglieri che l'hanno votato all'unanimità, se no non ci sarebbe stata la cerimonia. Sì, io ringrazio tutta l'amministrazione, tutta la giunta, i consiglieri, veramente ringrazio tutti davvero. È una sorpresa che non mi aspettavo, credetemi, e sono veramente felice. Ora non so se... Vabbè. Grazie, grazie. Sì, ci proverò di continuare. Grazie, grazie mille. Grazie. Allora, grazie mille. Sì, Sandro, vieni. Così, con un tuo saluto. Beh, questo me lo potevi anche dire, insomma. No, non si poteva dire. Che sei il numero uno lo sapevamo, cioè, lo sanno tutti, però era una sorpresa che bisognava fare per forza. Niente, io vi saluto tutti, grazie di essere qua, siete favolosi, siete meravigliosi, siete tantissimi. Il festival senza di voi non si farebbe, quindi grazie a tutti e buon festival, divertitevi. Ciao. Grazie Sandro. Allora, aiutatemi a uscire, facciamo questo giro insieme, così possiamo applaudire tutte le associazioni. Florina Sdorgali, Fonni Tenore, Olbia, poi Brasile, Panama, Botswana, Armenia, Venezuela. Vabbè, dovete uscire da quella parte, ma va bene lo stesso, insomma. Così, insomma, incontriamo subito l'associazione, il gruppo. Beh, adesso, insomma, mi riprendo, insomma, vi assicuro, mi riprendo, ci provo, perché adesso vorrei entrare, insomma, nel clima del festival. Il festival da tanti anni, insomma, ha un suo carattere, ha una sua identità, un po' per lo spazio, ma soprattutto per i contenuti. Allora ecco che questa comunità si esprime nel ballo popolare, nel vestiario, ne abbiamo parlato proprio poco fa, e nel modulo di canto che ormai da tanti anni ha caratterizzato questo luogo e questa associazione. Il modulo di canto è ovviamente alla logudorese, Boghe Chitarra, e poi nel tempo anche la fisarmonica che abbiamo adottato per, come dire, accompagnare il canto iniziale di introduzione e il ballo stesso. Per cui io vorrei avere sul palco tutti i musicisti che poi si alterneranno. Intanto vedo già Giuseppe Cubeddu, Giansilvio Pinna, e poi ancora Salvatore Lisai, Lorenzo Chessa, e poi ancora Alberto Caddeo, e poi ancora Sandro Chessa. Insomma, questa è la squadra, perché avremo diversi balli e si alterneranno, ma ci tenevamo ad avere tutti i musicisti per questo 35ennale. E allora il gruppo, venite qua, perché così, insomma, mi fa piacere cominciare ad ammirarvi, insomma, ecco, e farvi dare il saluto della vostra comunità e della mia comunità, e quindi perché così, insomma, entriamo nella festa. Il ballo tondo ha un significato importante, perché vuol dire che si fa cerchio, ci si stringe, ci si riconosce. Nella figura circolare ci si specchia, cioè colui che sta di fronte a me rappresenta me stesso, è lo specchiamento della mia persona, e con lui condivido movimenti, figure, tremoli ritmici, tutti quei segreti che custodisce il ballo popolare. Nel ballo tondo di Florinas, ballo dundu violinesu, allora invece vedremo che ciascuno avrà occasione con quel ritmo, con quel tempo, di esprimere il suo passo, di esprimere la sua relazione con la danza, il suo stato d'animo. E il modulo dell'accompagnamento musicale è chitarra fisarmonica, in questo caso quella di Giuseppe Cubeddu, la chitarra sarà sempre quella di Salvatore Lisai e la voce quella di Sandro Chessa. E allora entriamo nella festa, nella 35esima edizione, entriamo con su ballo dundu violinesu.
cosa, come stecca da campare, una cosa, una cosa, una cosa seminare, digiri, 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 digiri. Comare mia, metti la daia, ma si torna in mano a mi chiamare, oh mamma vengo mi devo cantare, mi dona questa allegria, comare mia, verdi la daia, digri 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 ne, hey digri 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 ne, comare ne, comare ne, comare mia ne, comare mia, digri 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 ne. Pigulina, mostuda in sa collina manna, che namore che na yanna che namoro, che na yanna che namoro, donon 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 donon. Cantamos. Caro Sandro, questo applauso l'abbiamo sentito tante volte nelle piazze della Sardegna che accolgono il vostro gruppo, la vostra associazione e insomma, e poi stasera qui in casa anche un valore doppio. È bello il dialogo tra i musicisti e danzatori, avete visto tutte le varianti che facevano, le frasi musicali, ciascuno di loro corrispondeva con un passo, con un movimento, con una figura e questo ovviamente è la bellezza del ballo. Anche in questo modo si esprimono i danzatori e cambia la struttura dell'accompagnamento musicale perché adesso abbiamo l'organetto. Quindi abbiamo l'organetto di Lorenzo Chessa, che diamo il benvenuto, che è un altro degli amici musicisti dell'associazione Figulinas e stasera per questo 35ennale volevamo averli tutti. Tu sei già pronto, già cablato, tutto a posto? E perché non arrivano i tecnici? Come mai? Che succede? Giacomo, si sono distratti i tuoi ragazzi. Allora mi piace, mentre nel frattempo che sistemano i microfoni, noi avremo occasione di entrare proprio in tutto il patrimonio delle danze di Florinas, perché dopo il ballo tondo, ballo tundu chiolineso di coinvolgimento, di collaborazione, di condivisione, c'è anche il ballo a passo e anche qui ovviamente si caratterizza insomma per tutta una serie di relazioni personali delle coppie e quindi nel rispetto della ritmica e del tempo musicale ovviamente si esprimono tutta una serie di passaggi e di figure e sul ballo a passo anticipa anche un terzo ballo che sarà insomma quello che vedremo in una formula musicale ancora differente, ma questo lo scopriremo dopo perché adesso Lorenzo Chessa col suo Castagnari è pronto e quindi siamo felici di assistere su ballo a passo dell'associazione Figulinas.
gli appassionati, questa è una gran bella visione, gli appassionati del ballo popolare. Adesso la famiglia crescerà perché alcune di loro danno il cambio ad alcune ragazze giovani che fanno parte dell'associazione, per cui le vorrei avere. Dove sono le ragazze? Venite, venite, venite sul palco, così vi organizzate per il ballo conclusivo e così in questo modo abbiamo praticamente coinvolto tutti i componenti o almeno gran parte dei componenti dell'associazione, perché c'è un ballo che, come dire, si è inserito pian piano, è stato quasi modellato intorno all'associazione, sia dal punto di vista strumentale, perché poi insomma su Dillu Cantadu con come dire, il contributo della voce di Sandro, con dei testi scritti appositamente per questo tipo di accompagnamento, per cui sarà interessante vedere una rappresentazione che insomma riconduce esclusivamente a Florinas in questo modo. Per cui Sandro, che sei arrivato? C'è un cambio, perché fra i tanti musicisti arriva Gian Silvio Pinna, altro amico fedele dell'associazione da tanti anni, quindi con Gian Silvio alla fisarmonica, invece il nostro Sandro Chessa, come sempre, la sua voce inconfondibile, e poi Salvatore Lisai alla chitarra, e il ballo, ve l'ho detto, è su Dillu Cantadu. In allegria, questo bello ballo del Sisola mia, è sta più bella, è sta mirata da che lo è dai terra, dilliriti, 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 dilliriana, dilliriti, 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 dilliriana.
arrusto e vino a rasu, su visca e frisco e fisca e non te casu, dilliri dilliri dilliriana, dilliri dilliri dilliriana, dilliri dilliri dilliriana, dilliri dilliri dilliriana. Salute e vita più di cent'anno, dilliri dilliri dilliriana, dilliri dilliri dilliriana, dilliri di, dilliri di, dilliri dilliri dilliriana. Allora, io ho lasciato fino all'ultimo applauso per tutti voi. Vi allargate un pochino, così ci stanno tutti. Utilizziamo tutto il palco, ecco, per tutta l'associazione. Portatevi anche da questa parte, insomma, apriamoci un pochino, così siamo al completo. Anche i musicisti vorrei qua giù, se fosse possibile. Tutti, lasciate gli strumenti, così lasciamo lo spazio anche al prossimo gruppo che si dovrà preparare perché ci accompagnerà, insomma, in questo viaggio internazionale. Caro Sandro, adesso noi abbiamo questa cerimonia la vogliamo fare perché insomma segna i 35 anni di attività e allora siccome molti giovani si sono avvicinati all'associazione e non hanno ancora il distintivo insomma della vostra... E tu l'hai perso, quindi te lo devi riprendere. Allora, quindi intanto possiamo già consegnare, esatto, cominciamo a consegnare a ciascuno il distintivo dell'associazione. Poi, dove sono le targhe, ricordo, dove è andata? Venite qua, eccoci qua. Allora, aiutatemi, prendetene una tutti voi, una per ciascuno e vi avvicinate qui da me. Così, intanto, consegniamo alla giornalista addetta stampa Jenny Carolina Amado Garzia. Dove sei? Vieni, lascia la telecamera un attimo. Grazie perché insomma hai sempre modo di divulgare le nostre notizie. Grazie. Grazie a voi. Grazie Carolina. Allora vieni, fatemi vedere poi questi per chi sono. Allora, dov'è Giansilvio Pinna? Dove sei Giansilvio? Venite qua, tutti i musicisti sul palco, venite qua. Tutti. Cominciamo con Giansilvio Pinna. Eccoci qua, grazie. Allora, portatemi gli altri. Veloci. Allora, questo è Alberto Caddeo, eccolo qua, il giovane. Consegniamo. Poi, aspetta. Gli altri musicisti. Allora, dove siamo? Ecco qua. Vieni, consegnalo tu a Giuseppe Cubeddu, consegnalo tu. Eccoci qua. Poi Lorenzo Chessa. Futuro compare. È vero. Poi musicisti li abbiamo dati tutti, sì? Salvatore. Ma come? Ha suonato tutti i balli. Un applauso speciale, Salvatore Lisai. Poi Sandro Chesta, no, niente. Per Ottavio, quindi anche per me, grazie mille, grazie Sandro. Ecco, lo metto così. Allora, aspetta, che poi abbiamo la consulta giovanile di Florinas, il presidente Lorenzo Branca. Eccolo qua. Lorenzo, grazie della collaborazione, grazie mille. Poi, Sandro, dove sei? Non ti allontanare, stai qui. Devi premiare un amico, io ti do il microfono. Devo premiare un amico che
e il coordinatore di 2 tappe di questo Figulinas Festival, il nostro amico presentatore Francesco Spano, lo vorrei qua sul palco. Ieri è reduce dalla serata itinerante di Lanusei, quindi do la parola a Francesco. Fatemi un applauso ad Ottavio Nieddu. No. Forse il viaggio nostro è iniziato più o meno insieme. Qualcuno dirà, ma chi è questo? Non è un personaggio televisivo, io perlomeno la TV non è che la rinnego, però a me piace tantissimo portare i nostri segni distintivi legati alla cultura folclorica nelle piazze, perché è nelle piazze che si vive a pieno, si respira a pieni polmoni questa bellissima atmosfera, le emozioni e le suggestioni che riescono a trasmetterci i nostri gruppi. Permettetemi, l'ho fatto già a Lanusei, lo farò anche domani a Oliena, un pensiero speciale, specialissimo, laddove stasera abbiamo quei gruppi, quelle nazioni che rappresentano la libertà e non solo di pensiero dei loro popoli. Un pensiero invece speciale vada al popolo palestinese e al popolo ucraino. Grazie. Ho finito. Grazie Francesco. Bocca al lupo, buon lavoro per domani. Grazie. Sì, direi di sì. E allora facciamo, però Sandro, sai, in modo ordinato, usciamo da questa parte, quindi fate tutto il giro, cominciate voi, avanti ragazzi, e uscite da questa parte, voi seguite. Eccoci qua. Sì, Alberto, tu preparati perché farai il ballo finale. Alberto Caddeo. Dai Giuseppe, fate il giro anche voi, sì. Beh, sono proprio tanti, Sandro, accidenti. Bene, allora, per voi amici di Florinas, qui all'Anfiteatro Comunale, e voi amici di Telesardegna, che ci seguite sul canale 13 o sul web, adesso iniziamo questa nostra occasione di viaggio. Tanti popoli, le diversità che diventano occasione di conoscenza, di crescita culturale, di confronto culturale, questo è molto importante. Io sono anche molto felice che stasera i gruppi che arrivano dalle nazioni che abbiamo presentato all'inizio possano anche, come dire, portare con loro un po' della nostra cultura popolare, ricordare i nostri balli, i nostri canti, ricordare il nostro vestiario popolare e poi anche il canto a tenore che avremo occasione insomma di fargli ascoltare e farlo ascoltare anche a voi. E adesso cominciamo con l'America meridionale, con il Brasile, questo grande paese che negli ultimi 500 anni ha fatto crescere e sviluppare una serie di moduli e stilemi musicali che sono diventati poi molto molto importanti. Alcuni si sono trasformati in danze popolari che hanno conquistato il mondo e molte di queste sono diventate anche patrimonio immateriale dell'umanità. Il Brasile conserva molte di queste tradizioni e molta musica brasiliana, molti appassionati la seguono con come dire, musicisti contemporanei del Brasile. Il gruppo nostro ospite Oscar Iris, che è stato tra l'altro come dire, qui nel 2013, ci porta un'altra parte della loro festa dei balli. In questo caso hanno scelto, questa associazione che nasce alla fine degli anni '80, di farci entrare un po' nello spirito festivo del Brasile. Loro in particolare, lo sapete, il carnevale brasiliano è il carnevale più importante del mondo. 40 giorni prima della Pasqua cominciano i festeggiamenti in tante città di questo paese. Noi assaporeremo un po' lo spirito, non tanto le danze del carnevale, perché la danza è una delle tante, Frevo, anche questa patrimonio dell'UNESCO dal 2012, ed è un insieme insomma di passi, di figure, di movimenti che richiamano insomma lo stile tipico brasiliano. Utilizzeranno per la coreografia anche diversi ombrellini. Interessante la struttura musicale fatta dalle percussioni, gli accordeon e il cordofono, la chitarra, quindi con grande piacere vi introdurranno i musicisti alle danze del gruppo O Carriris del Brasile.
questo bel mix di diversi stili musicali e delle danze ci ha fatto conoscere meglio una parte, insomma, delle espressioni del Brasile. O Carriris è l'associazione protagonista e quindi adesso avremo occasione, insomma, di ospitare altri gruppi, un po' come vuole la nostra piacevole tradizione del Figulinas Festival. I gruppi si alterneranno, quelli internazionali, con questo confronto culturale, come abbiamo già più volte segnato, con i gruppi della nostra isola. Allora ecco che possiamo andare ad Orgali, un luogo che custodisce molte belle tradizioni, sia sul canto a tenore, sulla danza popolare, sull'accompagnamento musicale, che poi vi dirò, e poi naturalmente sull'arte orafa filigrana, dove loro, le donne in particolare, indossano diversi manufatti che sono le preziosità di questo luogo. Questo luogo è Dorgali e io vorrei avere, insomma, tutta l'associazione che prende il nome da quel luogo suggestivo, straordinario, affascinante, che ci porta alla storia di questi territori, ed è il gruppo Tiscali di Dorgali. Accomodatevi pure qui sul palco, vi diamo il benvenuto, così con l'accompagnamento musicale di Martino De Luigi, che tra l'altro Martino non si limita soltanto a entrare nella musica, nell'accompagnamento del ballo, ma c'ha tutta una sua serie di formazioni musicali. E a proposito di musica, mentre nel frattempo ammiriamo la bellezza degli abiti dorgalesi, è interessante il lavoro di ricerca che ha fatto questa associazione, anche con uno dei fondatori, Tonino Spanu, che è un riferimento culturale per la comunità e per l'associazione, la comunità di Dorgali e l'associazione Tiscali, proprio perché ci sono tutta una serie di moduli di accompagnamento, dal canto a tenore fino all'organetto diatonico, quando alla fine del 1800 è arrivato in Sardegna, ma anche il mandolino, che era uno dei cordofoni particolarmente utilizzati nella nostra isola, e in questo luogo ci sono testimonianze che il ballo veniva accompagnato anche con questo strumento. Il ballo è un ballo estremamente elegante, importante, che mette in luce proprio il comportamento del corpo nei confronti delle sonorità e dei passi e delle figure, insomma di quello che è la coreutica popolare della nostra isola. È un ballo di schina e l'accompagnamento è quello di Martino De Luigi all'organetto diatonico.
Beh, devo dire che siamo molto fieri, insomma, da sardi di avere tutta questa ricchezza nella nostra cultura popolare. Grazie infinite, ragazzi, grazie all'associazione Tiscali, un'associazione che io guardo sempre con molta ammirazione per il loro impegno. Vi ringrazio, grazie Martino. Se hai un po' di musica per accompagnarli, così uscite da questa parte. Grazie. Approfitto per dirvi che di questi 35 anni di festival i ragazzi hanno organizzato un video, hanno realizzato un video e è praticamente online in tutte le loro piattaforme social, da Facebook a TikTok, insomma tutti i vari canali di comunicazione. Se vi fa piacere andate a vederlo perché è molto carino, è autoprodotto da loro e praticamente insomma racconta un po' della storia di questi 35 anni di festival, che includono con quella edizione di quest'anno evidentemente anche queste associazioni. Adesso noi andremo in un'altra nazione dell'America centrale, a Panama. È interessante anche questa associazione, questo luogo che ha ugualmente conservato insomma tutta una serie di tradizioni che sono diventate però delle coreografie, dei balletti. Hanno preparato nella loro attività più di 20 coreografie che in qualche modo rappresentano insomma il tipo di danza popolare, naturalmente come ispirazione e nella sua rielaborazione e rivisitazione. L'associazione è nata nel 2014 e porta il nome del suo fondatore, che è Francisco de Leon, che tra l'altro lui è il direttore, ma è un maestro, uno studioso di cultura popolare, e fa parte questa associazione delle associazioni mondiali di arti sceniche, proprio perché questa accademia insomma ha come obiettivo quello di mettere in luce tutta una serie di esperienze popolari, ma che diventano anche, come dire, occasioni artistiche. Loro hanno anche un coinvolgimento con bambini molto piccoli, da 5 anni in poi, sono più di 100 partecipanti, e ci porteranno nel loro mondo con 3 quadri differenti. Il primo sarà un ballo di corteggiamento, sono 2 uomini che si mettono in competizione per corteggiare questa donna. Poi c'è un ballo che si chiama Viva Panama, che è un ballo che appartiene un po' alla cumbia santegna, quindi insomma è un po' un ballo che mantiene un ritmo costante per tutto il suo sviluppo. E poi continua nel carnavalle, è una danza proprio a degli incroci di danze che rappresentano proprio tutto un quadro e un mondo estremamente festivo e festoso. Chitarra, accordeon e anche le percussioni, che sono fondamentali per la scansione ritmica di questi balli, per cui con molto piacere l'Accademia di Folklore Francisco de Leon da Panama.
Un applauso va anche a tutta la parte musicale di Panama, grazie, grazie ragazzi, grazie mille anche a voi. Adesso invece ancora una volta questo gioco di rimandi continuo, andiamo di nuovo nella nostra terra con un altro, come un'espressione culturale molto importante, che insomma un po' anche questo fa parte un po' dell'orgoglio della nostra terra, perché è un canto che ha radici profonde, è un canto condiviso, è un canto, non è un canto solistico, ma è un canto che ha una, come dire, melodia e armonia arcaica, è un canto a quattro parti, a quattro voci del mondo rigorosamente maschile. Questo è il canto a tenore, quindi io invito, ecco, già lo stanno facendo i ragazzi del Service Musiche Live che preparano il palcoscenico, perché adesso entreremo insomma in questa suggestione straordinaria del nostro canto a tenore, che anche in questo caso è uno degli elementi che nel mondo ha avuto una maggiore diffusione e conoscenza, un po' perché nel 2005 l'UNESCO l'ha annoverato fra i patrimoni immateriali dell'umanità, e poi perché ci sono state molte formazioni di musicisti professionisti, penso a quelli degli Stati Uniti, nel Massachusetts, ma anche in Giappone, in Cina, ci sono delle formazioni che studiano il canto a tenore e li ripropongono come imitazione, però questo è molto interessante perché la dice lunga insomma sull'importanza di questa particolarità del canto che è tipica della nostra terra. E a Fonni, nel cuore della Barbagia, c'è una grande tradizione di questo tipo di canto. In tutto il Novecento abbiamo avuto occasione di incontrare delle formazioni di canto a tenore che si caratterizzavano per la profondità delle tre voci che sostenevano il solista, Samesuoche, Subassus, a contra, e naturalmente Saboche solista. In questo caso il canto a tenore di Fonni e del tenore su connotto, io li vorrei avere qui sul palco per salutare e ringraziare Davide Mureddu, Gianni Curreli, Maurizio Montone e Andrea Casula. Sono coloro che portano avanti questa tradizione, perché sono tutti giovani, e io ho conosciuto insomma gli storici cantori a tenore di Fonni che hanno segnato come dire, un percorso importante per questo tipo di canto caratteristico del vostro paese. Il canto a bocche notte custodisce sia i canti d'amore, le serenate, ma è anche un'occasione spesso per improvvisare dei saluti. E poi il Sazirada, cioè il cambio del ritmo, del tempo anche musicale, per farci ascoltare un canto a boccheballu che è nei patrimoni dei balli cantati a Fonni, c'è questo ballu torrau e noi lo ascolteremo dal tenore su connotto. Figolina al denon, sodorrado brosameno e famoso festivale. Sempre ospitale da ogni parte logo dal invito a rinnovato lezioni strinta in mano fraternale. Intona su connotto
stima uno caro saluto in sarda Tintona su connotto con istima uno caro saluto in sardare uno caro saluto in sardare poi uno caro saluto ma d'intona ma uno solo d'intona e ma uno caro Isculta gloria hermosa, si commente ser bella e se s'amante, isculta per un istante, gloria che in ser hermosura in che sarò, se scade preziosa, el cara e preziosa, viol de innanti il de partire, ti prego de ti prego de ammettire da esammette amabile orante di la sindone si chiamata allegra me vario de sinsore scale rosa spinna scalante anda d'intesa sabe canta sa iscoltare sa o che sulla pare si gusta a sa considerare che denare non lo valesse cantella presera non solo prosperante d'arno ma tene de prosperare ca imprendere amore ca imprendere amore te ora pora sado e lesbiata a me se uno che si deve a rose immorto lo bianchese contenere odiante e pro reione solo ma capito ma più lo sentia caini su perdeva ma più lo sentia caini su perdeva dai non mi renninza bella su pago non mi non mi renninza bella su pago non mi imprendate amore la pola imprendate amore la pola sera s'amorosa stella. Sentite che applausi dal pubblico di Florinas, ma il vostro compito non è finito perché voi sapete meglio di me che una delle cose belle del canto a tenore è che è un canto, come dire, generoso il vostro, nel senso che si offre alla comunità non soltanto per il piacere dell'ascolto nelle senerate, nei canti d'amore, nella valorizzazione dei temi poetici, ma è anche, come dire, occasione di accompagnamento del ballo, quindi della festa della comunità. E allora adesso vi chiediamo di ballare, di cantare per la comunità e quindi raggiungete quella parte del palcoscenico così io posso chiamare anche tutta l'associazione, una associazione anche in questo caso molto, come dire, legata
alla tradizione autentica, loro sono molto rigorosi nella come dire, interpretazione del ballo popolare, nell'indossare i loro abiti con molto orgoglio, insomma, quindi si sentono, come dire, fieri di rappresentare il proprio paese. C'è questa ovviamente disposizione che è tipica dell'area centrale dell'isola, che è l'uomo che poi balla con le due donne. È interessante questo ballo che è tipico proprio della cultura popolare fonnese, si chiama Suballu Sartiu, che ha intanto un ritmo ancora più marcato rispetto al precedente, è un ballo estremamente brillante, ma anche difficoltoso da realizzarsi perché sono tutta una serie di passaggi, di incroci dei passi in avanti e indietro, che è molto molto interessante ed è, ripeto, caratterizza uno dei 3 balli principali di questa comunità. Quindi lo ascoltiamo col tenore su connotto, il gruppo Brathallos di Fonni con Suballu Sartiu. Piscinetta balladora, tutto sa vita al ballato, quando sa mano mardato, Dio mi lamento ancora. Piscinetta e piscinetta balladora, e tutto sa vita, e tutto sa vita al ballato, e quando sa mano mardato, e quando sa mano mardato, e Dio mi lamento ancora, Dio mi lamento ancora, e poi scomare. Maria sa capitana de bonne non m'ha lasciato, non m'ha lasciato, bonne sa mano in nome, via sa mano in nome, che ni hai pure me, vedo pure che me dai, vedo che d'ogni con te, cosa che d'ogni con te, cosa che nel gusto a ser, cosa in loco calde, vedo in loco calde, poliche, rondine bella, rondine bella, rondine bella, zone ma pesava bene, o pesava bene, a volare o presti, a vileggio non è ma candomi, oso e candomi, oso e Francisca in sapo, senta sapo, a viore, 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 la brisca ma mi pare sa, e mi pare sa, una tua viore, 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 o viore, brisca e viore, la brisca volente, esagera, sana, volente, esagera, sana, ma mi pare, nella volente, esagera, sana, ma mi pare, rondinella de carigno, bella de carigno, bella da pavaghe, rotolana e da pavaghe, rotolana e da pavaghe, rotolana mi pone, signorio, e lo fa che se, e lo fa che se, rie, ma solo ridere, o solo ridere a ti, e yamin devati, non solo yamin devati, solo yamin devati, non solo vicinare, o che stuno, che stuno, partito si non vale de, si non vale de, si non vale de, pro marito a copertore, ore a copertore, imprea si non vale de, pro marito vicinara, gioco vicinara, già gioco si gioca, si mira con chi è in cusso, chi è in cusso, non veni, va che da stende, va che da stende, su poco e va che da stende, su poco è bella di mando è bella di mando, ma bella di mando è bella di mando è bella di mando, ma rosa prodira, sino prodira, ponne, sine de sanna, pire, giardino di te che come, cosa di te che come, sposa e dammi soccorro, e dammi soccorro, e dammi soccorro, Teresa Cadiro, Manzano Cadiro, Manzano Cadiro, Manzano si non tiro, Manzano e Deo che sa, tanto è Deo che sa, Demianto e prosa, rimma capi in coro e chi me scara.
chi d'ogni contempo, cosa chi d'ogni contempo, cosa puntana, sola puntana de Abbalpura, pura de Abbalpura, 60 chi sempre vigile, canta in poche mana in poche spiega lana de su monte, de su monte, de su monte, salto pizzo in mezzo a rocca, la nosa in mezzo a rocca, nosa in mezzo a rocca, la nosa e pianta, poderosa chi su sole, sole chi su sole, anni sizzo con su calore, solezze con si splendore, ore con si splendore, sonie due correstorie con s'anima tua con s'anima tua, sana colomba, 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 se bella colomba, se tortorella e sabbanisa tua, pena due ide, sa serena visione, sa si stella sattia, sare, mare attia, sare, sa bella giovana, si fritta in cara, se tremme in coro, se tremme in coro, so e lara, chi grazia, satti ed una puntana, sola puntana de Abbalpura, 60 chi sempre canta chi sempre vigile, canta colomba, se bella colomba, se tortorella e sabbanisa tua, pena due ide, sa serena visione, lone visione, sa si stella sattia, sare, mare attia, sare, sa bella giovana, si fritta in cara, se tremme in coro, se tremme in coro, sola chi grazia, satti e lana sul pintaro, nolo sul che il scorre, toccato sul murone, non è sul murone, sassolato chi gira, solo chi gira, sul monte solo so sabbire, sul polo recuini, ora recuini, sa sapora in sastura, sa pastura, se perdente si disagam. Beh, grazie, tanti complimenti al tenore Sugonnottu, al gruppo Bratallos e a Giacomo che ci ha fatto ascoltare il tenore come fosse un disco, complimenti, grazie davvero. Bene, ragazzi, vi siete meritati un applauso affettuoso, ve ne faccio fare un altro così potete lasciare il palco, prego. Grazie, Fonni, tenore, ballo. Voglio fare qualche ringraziamento perché insomma sono in tanti ad adoperarsi per fare in modo che questo festival possa pian piano, così come è stato nel tempo, diventare sempre più importante ma soprattutto condiviso e partecipato. Per cui voglio ringraziare insomma tante persone, i cuochi che sono fondamentali per ospitare a pranzo e a cena tante persone di diversi luoghi, i nostri ospiti, quindi grazie a Fabio Carboni, a Tonino Lobino, a Mauro Casu, grazie alle guide fondamentali anche per me perché mi danno tutta una serie di informazioni, Alessandro Burrati, Katia Zara, Tania Cau, Gaia Branca, Iris Chessa, grazie a tutti gli amici dei bar Figulinas, quello che sta da quella parte e quello che sta lì, che tra l'altro sostengono in qualche modo il festival, grazie a tutte le famiglie insomma delle partecipanti e dell'associazione e grazie naturalmente alla Regione Autonoma della Sardegna, all'assessorato del turismo, la Fondazione di Sardegna, il Comune di Florinas, grazie al sindaco e tutta l'amministrazione comunale e naturalmente grazie anche agli sponsor. Insomma, ho assolto al mio impegno perché ci tenevo molto a ringraziare anche queste persone e adesso vi porteremo idealmente, devo dire, in Africa, nell'Africa australe, la parte più meridionale di questo continente, con una piccola nazione di poco più di 2,5 milioni di abitanti che sta proprio nel cuore dell'Africa, il Botswana, che ha un sviluppo interessante dal punto di vista culturale perché la sua musica nell'evoluzione è legata al fenomeno del tribalismo, quindi un crescendo di sonorità e di canti
legati ai danze propiziatorie, agli aspetti religiosi, insomma tutti i sentimenti della comunità. Il gruppo che è nostro ospite, che si chiama Nuao Le Ciao, che in qualche modo significa icona culturale, ecco, questa associazione è particolarmente interessante perché è capace di portarci intanto con le ritmiche dei tamburi, ma anche con l'utilizzo del corpo, il battito delle mani, dei sonagli che si mettono sulle caviglie, insomma il canto stesso degli uomini e delle donne ci porta nella suggestione dei rituali spesso legati anche alle danze propiziatorie, l'acqua che è un, come dire, un elemento importante anche dal punto di vista mistico quasi, visto che è un territorio piuttosto arido, ha un'importanza davvero notevole. E loro ci porteranno inizialmente in un canto festivo cantato durante le celebrazioni natalizie e occasioni gioiose. Poi ci sono una serie di danze che sono eseguite sempre in varie occasioni, in particolare i rituali della caccia, le cerimonie di guarigione, insomma danze propiziatorie. E poi una danza vivace che viene eseguita per esprimere proprio la felicità e la gioia, e altre insomma che si legano alle attività come quello del raccolto, che è una delle principali. Quindi dal punto di vista musicale lo abbiamo visto, i canti, il corpo, le percussioni, insomma il cuore pulsante dell'Africa con il Botswana e l'associazione Nuao Le Ciao.
Salutiamo con molto piacere Osvana, grazie, grazie ragazzi, grazie infinite. Adesso
un altro, giusto per darvi alcune informazioni, non solo al pubblico che sta qui all'anfiteatro di Florinas, ma anche chi ci segue da casa, perché adesso faremo un'incursione in Gallura, sarà un unico ballo, e poi non perdetevi le prossime 2 nazioni, sono completamente differenti l'una dall'altra, ma ciascuna davvero straordinaria nell'espressione delle danze e delle coreografie all'interno delle danze. Sarà l'Armenia e il Venezuela che seguiranno. Il Venezuela chiuderà come partecipazione degli ospiti, perché poi, come sapete, chi ci segue tutti gli anni, alla fine ci sarà il grande ballo comunitario che mette insieme, insomma, tutti i gruppi partecipanti, il pubblico, insomma, e chi vuole condividere il ballo nel segno della amicizia e della fratellanza. Allora, abbiamo detto un spaccato tutto gallurese, quello che vivremo adesso, e mi riporta un po' alla memoria ciò che scriveva lo studioso Marcello Serra dell'Isola, che diceva: la Sardegna è quasi un continente. Effettivamente noi abbiamo quest'area nord-orientale della nostra terra che è proprio quasi un'isola culturale, con una sua lingua romanza, alcune tradizioni locali e altre tradizioni come quelle che vedremo nel ballo di importazione, che però in Gallura hanno fatto proprio. C'è un ballo che ha origine nell'area centrale dell'Europa, che si è diffuso in tutto il continente ed è arrivato anche qui nella nostra isola, proprio in Gallura. E allora è curioso che la tradizione che cos'è? Un po' tradire ciò che si conosce e, come dire, trasferirlo alle generazioni che seguono. La Gallura ha fatto proprio questo ballo, lo ha fatto proprio, lo ha modellato a seconda del carattere musicale dei galluresi e lo ha tramandato di generazione in generazione, quindi è diventato un patrimonio locale. È interessante perché nella coreutica di questo tipo di ballo si vede intanto che si sviluppa in coppia, diversamente dalla coralità dei nostri balli, e poi c'è una forte genuflessione che non è presente invece nel nostro ballo popolare, ma lo vedremo insieme, perché vorrei il gruppo Folk Olbiese sul palco per poter ricevere intanto il saluto, l'applauso del pubblico di Florinas, e poi per cominciare a vedere, insomma, anche i loro abiti che hanno ricostruito nel tempo diverse tipologie. E quindi lo Scottis, che è il ballo che è patrimonio, insomma, della comunità gallurese, ha diversi moduli di accompagnamento. Ci sono alcune raffinate composizioni alla chitarra di Marino De Rosas, c'è la fisarmonica, c'è l'organetto diatonico come strumento di importazione. È proprio l'organetto diatonico di un maestro di organetto che è Lorenzo Chessa, che conosce bene tutte le sfumature di questo ballo, che saranno utili a danzatori e danzatrici per come dire, esercitare la funzione del ballo Scottis, il gruppo olbiese di Olbia.
grazie a Olbia, il bel gruppo olbiese, grazie Lorenzo Chessa, grazie infinite. Se li vuoi anche accompagnare per farli uscire dal palco, grazie. Eccoci qua. Oh, adesso andiamo nell'area del Caucaso meridionale, siamo in Armenia che sta in quel territorio, però ha insomma un legame storico e culturale molto vicino al nostro continente europeo. L'Armenia è una popolazione che dal punto di vista musicale ha tutta una serie di elementi che proprio segnano un carattere proprio, di strumenti tipici come il duduk, che vedrete che ha un suono particolarmente interessante, profondo, un suono che bene si mescola insomma con gli altri strumenti musicali. Il duduk è una sorta di flauto con doppia ancia, ma c'è anche la zurna, che anche questo è uno strumento a fiato particolarmente squillante, che si mescolerà insomma anche al tamburo, al clarinetto, gli altri strumenti che stiamo vedendo, che è la parte strumentale del gruppo Ararat. Questa associazione Ararat Folk Dance Ensemble si rifà intanto al sicuramente il monte Ararat, ma anche tutta la provincia armena, che si chiama così e che confina con la Turchia, quindi anche lì tutta un'altra serie di influenze dal punto di vista culturale. Interessanti le loro danze perché manifestano forza degli uomini ma anche eleganza delle donne, questo camminare veloce come se si fosse insomma sospesi per aria. Le rappresentazioni come dire sonore accompagnano insomma tutte le danze che vedremo eseguire in questo quadro. Il primo che prevede un gruppo, un cerchio di uomini che sovrastato da un altro cerchio sulle spalle, una come dire, presenza estremamente spettacolare che si chiama una sorta di fortezza. E poi ci sono invece altre vivaci danze folcloristiche che sono poi elaborate nelle danze, nelle scuole di danze per gli uomini, ma anche le donne che lo esercitano in occasione di rappresentazioni pubbliche. Poi alcune come dire, varianti ritmiche e folcloriche di eventi tradizionali e poi la chiusura insomma di una danza particolarmente interessante che celebra la festa principale di tutta l'Armenia. Quindi questo è un po' il quadro che noi avremo modo insomma di vedere insieme, e questa associazione che bene rappresenta questa cultura è una delle più rappresentative, si chiama appunto l'Ararat Folk Dance Ensemble dell'Armenia.
Bene ragazzi, grazie infinite all'Armenia. Adesso ci prepariamo insomma per il finale come quinto gruppo internazionale, il Venezuela. Quindi invito anche tecnici e musicisti a prendere parte insomma sul palco, perché insomma ci porteranno nel loro territorio, ci porteranno insomma con tutta una serie di quadri, 2 almeno principali, ma ci daranno anche l'opportunità non solo di come dire, vedere le danze, ma ascoltare anche le loro musiche con gli strumenti musicali che caratterizzano proprio la musica popolare venezuelana. Intanto parliamo del gruppo, il gruppo folclorico che si chiama Ballet Scorpio, nasce nella zona di Portuguesa. In realtà la città di provenienza è a Carigua, e nasce proprio negli anni 70, metà degli anni 70, proprio con questo desiderio insomma di mettere insieme tutte le danze, non solo quelle popolari, ma anche accademie di danza jazz, balletto classico, con Maria Auxiliadora Troconos, che è stata proprio la fondatrice e studiosa di questo aspetto, e quindi questa associazione in questi anni ha avuto modo di andare un po' in giro per il mondo a rappresentare il Venezuela. E devo dire che per quanto riguarda gli strumenti di cui vi parlavo, c'è l'arpa tipica venezuelana, che ha una particolare forma ma anche un carattere sonoro evidentemente ben riconoscibile, e poi tutta una serie di tamburi e percussioni, ma anche uno strumento elettrico come il basso, quindi non solo strumenti tradizionali ma anche strumenti come dire, elettrici e moderni. 3 voci che accompagnano, 2 maschili e una femminile, e poi un quattro che è una chitarra piccolo cordofono a 4 corde, che anche questo è tipico di quel territorio. Lì ci proporranno, intanto l'arpa la sentiremo nell'intervallo fra i 2 quadri di danze con delle melodie tipiche del loro paese. Ma inizieranno con un joropos che è molto interessante, perché è una sorta di gioco, di sfida fra ritmi differenti, alcuni ritmi estremamente come dire, dinamici, vertiginosi quasi, e altri invece fortemente lenti e cadenzati. E poi ancora andranno a portarci nella festa di San Giovanni Battista, che appunto con la statua del santo evidentemente vanno in giro un po' per l'acquesto, ma anche per fare la festa laica, la festa popolare dopo le celebrazioni religiose, con tutte le bandiere colorate, insomma con tutto quel mondo del folklore che evidentemente è comune anche ad alcune delle nostre località. Ecco, questo devo dire interessante, perché ci porta a diversi stili. Nel primo ballo, quello joropos, noi avremo non solo queste 2 ritmiche musicali, ma anche interessante capire come queste danze insomma accompagnano in qualche modo non soltanto la città di provenienza, ma un po' tutto il territorio, perché proprio cambieranno e ve ne accorgerete, insomma, proprio ritmi differenti, proprio per rappresentare questa danza comune però dei diversi territori. E ancora una volta questa associazione, che come vi ho detto insomma nasce negli anni 70, ha avuto molti riconoscimenti non soltanto nel proprio paese ma anche in giro per i festival del mondo, perché sono veramente straordinari, bravissimi dal punto di vista musicali e altrettanto lo sono nell'esecuzione delle danze. E poi naturalmente diverse tipologie di abiti che ci riportano ai vari territori che loro rappresentano, perché in questo caso nei festival internazionali portano non soltanto il ballo del loro territorio ma proprio di tutto il paese. Quindi con molto piacere il Ballet Scorpio di Portuguesa e quindi il Venezuela. Las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana del San Juan. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa.
deliciosa la mañana de San Juan. Lo es. San Pedro como era calvo, San Pedro como era calvo, lo pican los mosquitos. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Lo es. Su madre le decía, y su madre le decía, ponte el gorro peruchito. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Lo es. Si San Bautista supiera, si San Bautista supiera, y hermano, cuando es su día. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Lo es. Se venía desde el cielo, él se venía desde el cielo y a cantar con alegría. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Lo es. Dale duro tamborero, dale duro tamborero, dale duro por favor. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Lo es. Que San Juan está sudando, que San Juan está sudando y quiero secarle el sudor. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana del San Juan. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Lo es. Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa. Catalina la O, Catalina la O. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Catalina la O, Catalina la O. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Ay, Catalina la O. Pero otros dicen que no. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Tamboras y tambores, pero otros dicen que no. En el pueblo de Veroes, pero otros dicen que no. Catalina, Catalina la O, Catalina la O. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Catalina la O, Catalina la O. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Ay, Catalina la O. Pero otros dicen que no. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Pero otros dicen que no. Pero otros dicen que no. No baila el negro Simón, pero otros dicen que no. Catalina, Catalina la O, Catalina la O. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Catalina la O, Catalina la O. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Bautista, te estoy saludando, pero otros dicen que no. Te estoy cantando, pero otros dicen que no. Te estoy saludando, pero otros dicen que no. Catalina, Catalina la O, Catalina la O. Unos dicen que se baila, pero otros dicen que no. Yo me enamoré de noche, Carmela. Yo me enamoré de noche, Carmela. Hoy la luna me engañó. Ole, 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 hola. Ole, 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 hola. Ole, 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 hola. Ay, la luna no engaña a nadie, Carmela. La luna no engaña a nadie, Carmela. Ahora el engañado fui yo. Ole, 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 hola. Ole, 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 hola, hola. Ole, 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 hola.
la esponja, la ven volver la negrita al bailar. Son cosas que tiene el negro porque San Juan todo lo da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. El negro panamallero que le gusta conversar, que la tambor es para el negro porque él la sabe tocar. Esa es la esponja, la ven volver la negrita al bailar. Son cosas que tiene el negro porque San Juan todo lo da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan todo lo da. Me pica aquí, ¡Eso! me pica allá. ¡Eso! Me está picando. ¡Eso! Me pica aquí, ¡Eso! me pica allá. ¡Hueso! Hueso con hueso, hueso. ¡Hueso! Hueso con hueso, hueso. ¡Hueso! El hueso. ¡Hueso! El hueso. ¡Hueso! Me pica aquí, Hueso. me pica allá. Hueso. Me pica adelante. Hueso. Me pica atrás. Hueso. Dale que no le ha dado. Hueso. Dale que no le ha dado. ¡Hueso! Dale, dale, dale. Hueso. Dale, dale al hueso. Hueso. Dale, dale al hueso. Hueso. Dale, dale al hueso. Hueso. Dale que no le ha dado. ¡Hueso! Dale que no le ha dado. ¡Hueso! Dale y dale el hueso. Dale. Dale, dale. Dale. Ay, dale. Dale. Dale que dale, dale. Dale. Dale ese culo negro. Dale. Dale ese culo negro. Dale. Dale de medio lado. Dale. Dale de medio lado. Dale. Dale con la barriga. Dale. Dale por un costado. Dale. Dale por la cabeza. Dale. Dale que no ha entregado. Dale. Ese negro es malo. Dale. Y ese negro es bueno. Dale. Dale, dale, dale. Dale. Como en Venezuela. Dale. Y como en Italia. Dale. Dale, dale, dale. Dale. Dale ese culo negro. Dale. Dale ese culo negro. Dale. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale. ¿Quién estuvo aquí? Raunión. ¿Quién estuvo allá? Raunión. ¿Quién estuvo adelante? Raunión. ¿Quién estuvo atrás? Raunión. ¿Quién estuvo aquí? Raunión. ¿Quién estuvo allá? Raunión. ¿Quién estuvo adelante? ¡Raunión! Pam, 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 pam.
los corrillos y el joropo del llanero. El joropo del llanero. El joropo del llanero. Al la luz de mis canciones son mis notas se destacan. El reír de las maracas y del arpa los bordones. Y del arpa los bordones. Y del arpa los bordones. Sufro y canto con mi mal de ternuras y de amor. Tengo el temple del puñal, el final de ruiseñor. Sufro y canto con mi mal de ternuras y de amor. Tengo el temple del puñal, el final de ruiseñor. El final de ruiseñor. Y el final de ruiseñor. Para cantar la chipola, mi mano temblando amarra el cuello de mi guitarra, que me en una sola. Amarillo con el toro, azul de la azul esfera, y el trompo que reverbera como la sangre del pueblo. Digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo quiero tanto. Te quiero tanto. Te quiero tanto. Te quiero tanto. Arriba Venezuela. E allora, viva Venezuela, grazie. Danzatori, musicisti, eccoli qua, applausi anche per loro. Molto bene, grazie, molte grazie. Grazie Venezuela. Oh, allora adesso avremo la festa conclusiva con il Sballotundu Violinesu, con tutti i gruppi, il pubblico, ma poi ci sarà anche, dopo si prosegue con Ballo a Passo, con Lorenzo all'organetto. Intanto io voglio ringraziare tutto il pubblico di Florinas, dell'anfiteatro comunale, nel rinnovato, sempre più bello questo luogo. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco e tutta l'amministrazione, la giunta, i consiglieri, tutta la cittadina di Florinas, e grazie naturalmente alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Fondazione di Sardegna, a tutti gli sponsor, grazie a tutto il servizio tecnico con Musiche Live, grazie a Roberto De Martis che ha guidato la squadra tecnica televisiva, e grazie naturalmente al pubblico che ha seguito qui in sala e al pubblico che ci ha seguito attraverso lo speciale Armonias in Viaggio sul canale 13 di Tele Sardegna. Il progetto Figulinas Festival andrà avanti domani a Oliena, poi sarà il 15 a Sorgono, il 16 a Castelsardo per concludere insomma questo tour. Grazie infinite a tutti coloro che hanno collaborato, e adesso mi fa piacere dare il benvenuto insieme a voi, lo abbiamo solo salutato, ma adesso alla fisarmonica c'è Alberto Caddeo, vorrei fare un applauso a lui e alla sua famiglia di musicisti, insomma una bella tradizione familiare che si è unita alla famiglia Figulinas musicale. In questo caso credo che la voce sia, vista la preparazione, anche quella di Gian Silvio, che dalla fisarmonica passa al microfono insieme a Sandro Chessa, e poi ancora il nostro Salvatore Lisai alla chitarra, già pronto anche lui. Con questo ballo che monterà, insomma piano piano saliranno sul palco tutti quanti, andranno poi i titoli di coda, e io insomma vi do appuntamento ad altre dirette che faremo insomma da questa nostra isola, con occasioni piacevoli come quella di stasera. Mi pare che tutto sia pronto, e allora sono molto felice di questa edizione numero 35, sono molto felice di questa sorpresa che mi ha fatto l'amministrazione dandomi la cittadinanza onoraria di Florinas. Io ricambio con molto affetto e vi lascio ancora una volta alla festa, alla musica e alla pace fra i popoli, che è quello che desideriamo di più. Ciao!